Buongiorno a tutti ragazzi, ho messo questa foto appositamente per far vedere quando qualcuno chiama. Purtroppo anche stanotte, ma già l'avevo detto ieri sera, questa persona è chiamata 364 volte. Sta nel filtro molestie, quindi viene solo visualizzato poi da me, diciamo in mattinata, però chiamare 364 volte in 4-5 ore pure ci vuole tempo, quindi diciamo che continua la sua ossessione che ha nel chiamare, nel mandare messaggi, davvero una cosa ridicola, come dico io. Quindi anche questa è stata salvata, fatto fotocopia e mandata al giudice, quindi anche quest'altra andrà sicuramente nell'archivio che c'è al giudice. Purtroppo la situazione continua e io finché manderà messaggi io manderò tutto al PM, pubblico ministero e al giudice, quindi non mi faccio il problema se lo farà lei poi, anche perché credo che a giorni faranno la misura cautelare, quindi l'avevo detto già che Ferragosto si starà fresco e così sarà ragazzi. Troppo continua, il giudice giustamente, il pubblico ministero non ha potuto dire nulla, non si può opporre alla decisione del giudice e quindi perché questi sono veri atti persecutori continui, non si è mai fermato un giorno solo e quindi ragazzi come si dice, chi semina quello raccoglie, semini queste cose e raccoglierai. Purtroppo la signora non si sa per quale motivo chiama, scrive messaggi, stanotte pure ha mandato dei messaggi quasi ridicoli, aspetta due gemelli, non di... come stava scritto? Non vi faccio, ve lo vado a leggere per sfizio proprio, nel filtro molestie proprio, messaggi, non sono un fantasma, esito, sono viva e vegeta e dovrei sposarmi. Mm. Hai deciso tutto tu. Quindi ragazzi, non credo che sia normale sto fatto. Altri messaggi che ha mandato, tu devi essere mio marito, sposare e basta. Quindi cose che io purtroppo ho dovuto portare in procura. Sono sotto casa tua, apri il portone, altrimenti sarò costretto a usare maniere drastiche. Quindi diciamo che è sempre così tutti i giorni, quindi anche stanotte non si è limitata solo a chiamare ma pure a mandare messaggi. Io già ho fatto lo screenshot di tutte e tre, stanotte ha mandato 3 messaggi e 364 chiamate. Quindi la signora, io volevo cambiare il numero di cellulare, figuratevi che ci perdeva, no? Ma purtroppo questo qua è un cellulare che io ho un sacco di amici segnati per lavoro e quindi giustamente non lo posso cambiare, se no lo cambiavo subito. Mio padre l'ha fatto perché anche lui era stato più volte no, più di giorni come me infastidito da questa donna e papà ha cambiato il numero di cellulare, ha fatto subito. Io non lo posso fare perché sono contatti telefonici importanti di persone che io lavoro e quindi non posso dare il numero di nuovo a un milione di persone perché ho amici francesi, amici inglesi, finlandesi, non si capisce un casino ragazzi il cellulare mio. Cambiare il numero che ce l'ho da 20 anni sarebbe troppo difficile. Per qualcuno dice vabbè cambia il numero, questo è il problema. Ma non posso, se no da mo' l'aver cambiato il numero, quindi
Comunque continui, rispondi al telefono amore mio, esistono solo un vantaggio, messaggi proprio scemi, proprio non lo so, proprio davvero ridicoli, non lo so che dire, guardate, bah, non lo so, mi devi far salire su da te, noi dobbiamo parlare, te lo dico in diretta proprio, io e te, non dobbiamo parlare proprio di niente. I gemelli, quando aspetta i gemelli, porta il DNA e vediamo se sono figli a me. Quindi non ho problemi neanche a questo. Dice che aspetta due gemelli, vabbè, porta il DNA e fammi vedere che sono i miei. Quindi non ci stanno problemi. Fai fare il DNA di questi due che aspetti, a parte che sono 36 mesi che aspetti questi bambini, quindi, anzi no, 12 mesi. Io pensavo che a 9 mesi si partoriva, no? Comunque, lasciamo stare. Quindi ragazzi siamo partiti proprio bene con un video sulla signora, come la chiamo io, anche se sono nome e cognome giustamente, però giustamente se direi il nome e cognome lei potrebbe rivolgersi contro dicendo che io vado parlando di lei, invece io parlo di una signora, così lei non potrà fare nulla. Perciò io ho detto a voi, quando scrivete con lei non scrivete mai il nome e limitate a non offenderla, anzi lo potesse anche fare perché lei usa account falsi, quindi dove sta scritto che è lei, quindi nessuno lo sa, quindi non è che come me io ho il vero account, allora tu stai offendendo Giuseppe Melchiorre, quindi allora tu sai che io sono io e ci sta. Invece lei usa tutti ha fatto 1 milione di account falsi, quindi anche se qualcuno la offenderebbe in effetti, anche se io dico è meglio non pensarla proprio, non potrebbe farvi nulla a nessuno di tutti quanti voi, perché al finale quella è una cosa di fantasia, anzi è un reato che lei sta rubando gli account di tutti quanti voi, quindi non so quante persone ha rubato già l'account che sta nome e cognome vostro, nome di fantasia, oppure però a volte sta pure il nome e cognome di una persona, ha clonato a tutti non ho fatto eccezioni. La signora avrà 10 cellulari a casa, non lo so, con 10 account, esce con uno ed entra con un altro, quindi c'è ora, ne so, una miriade. Vabbè, ma con il lavoro che fa, quindi può permetterselo, quindi non è un problema per lei avere 10, 20 o 50 cellulari, guadagna bene, quindi qual è il problema? Vabbè ragazzi, vi saluto, prendiamo un bel caffettino, quindi stanotte 364 chiamate e 3 messaggi, quindi si prosegue con l'azione. Ma stamattina devo andare pure in tribunale e la verità non è tanto per andare, il problema è che lì fa caldo davvero, perché stanno spostando il tribunale diciamo dalla lungomare a, diciamo, alla cittadella giudiziaria nuova, quindi non ci sono, diciamo, i climatizzatori, perché giustamente molti uffici sono stati spostati da un'altra parte, quindi nei corridoi ci sta proprio il fuoco, nelle stanze invece si sta bene perché ci stanno ancora climatizzatori, quindi purtroppo devi aspettare nei corridoi, quello è il problema, e poi entri. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e prosegue lo stalkeramento, così si dice, no? Vabbè. Comunque continua la signora con le sue chiamate. Stanotte mi ha trattato bene, solo 364. Di solito è andata anche peggio le altre volte. Un giorno è arrivato a 460, mi pare. Che anche il giudice mi ha detto, ma sicuro?
il cellulare è qui, ce l'ho dato in mano, controllate voi. Non si fa capace come riesca a fare questo, anche perché l'ho bloccata, quindi quando chiama cade subito la linea, quindi perde solo tempo. Io la mattina le vado a vedere solo quante chiamate sono state fatte, quindi quando lei chiama io non la sento neanche. Io vado a vedere solo nel filtro poi che ho attivato sulla Way e mi rendo conto che è chiamata tante volte. Ho bloccato i numeri, diciamo, non stranieri, nel senso sconosciuti, quindi con numero sconosciuto o che non ho registrato io nel cellulare, a me diciamo non viene proprio, la chiamata non viene proprio presa. Quindi o anonimo o col suo numero, il cellulare scarta tutto in automatico, quindi può chiamare pure anonimo che non suona il cellulare. Mi dispiace se qualcuno mi dovrebbe chiamare in forma anonima, ma se è uno che mi conosce mi chiama col suo numero vero e proprio, quindi ma anonimo e il numero di suo sono bloccati, quindi li ho fatti bloccare di proposito, quindi perde solo tempo. A voglia di chiamare perché non rispondo, quindi il cellulare lo mette da parte e poi io lo mando al giudice e facciamo tutti i giorni così. Quindi show must go on. Lo spettacolo deve continuare. Questa è una canzone di Freddie Mercury. Show must go on. Lo spettacolo deve andare avanti. E va avanti, ma ragazzi, buona giornata e ci sentiamo più tardi.